Alfredo Trombino, ancora lui, l'attaccante giallorosso entrato nella ripresa dalla panchina, risolve la sfida contro la Cireale firmando una fantastica doppietta che permette all'Ige Virtus di centrare la seconda vittoria di fila in casa e il terzo risultato utile consecutivo che proietta i barcellonesi al 9° posto in classifica a +6 sulla zona play-out. La squadra acese, arrivata a Barcellona a caccia di punti salvezza, ci prova su calcio piazzato di Romano, ma il suo destro al secondo tentativo non centra lo specchio della porta. Poi l'Igea si fa vedere con un cross dalla sinistra di Carullo che costringe Zizzania a rifugiarsi in angolo, ma pochi minuti dopo gli ospiti rimangono in 10 uomini quando il signor Principe, su indicazioni del secondo assistente Puglia, espelle Danfa per un fallo su Maltese a palla lontana. L'Igea approfitta dell'uomo in più e nella ripresa al minuto 67 sblocca il match quando Trombino, con una fantastica punizione indirizzata all'incrocio dei pali, fa secco Zizzania spianando i suoi la strada verso la vittoria. Per l'attaccante in maglia numero 10 si tratta della 7ª rete in campionato. I giallorossi spingono alla ricerca del raddoppio, reclamando anche un possibile rigore su Cannatella, ma il fischietto di Tivoli dice di no. Il direttore di gara non ha dubbi invece poco dopo, quando concede la massima punizione ai barcellonesi per un braccio largo in aria di Mokulu, e con Trombino che dal dischetto spiazza il portiere, facendo così Ige Virtus 2 a Cireale 0, e per Trombino è doppietta personale e 8° sigillo in campionato, il terzo nelle ultime 2 gare giocate. Nel finale lo stesso Trombino, perfettamente servito da Di Palma, avrebbe la chance di firmare la tripletta e quindi di portare a casa il pallone, ma sciupa tutto calciando in bocca al portiere. Il 2-0 finale consegna dunque all'Ige Virtus la 5ª vittoria casalinga, 7ª complessiva del campionato e il punto numero 27 in classifica, mentre la Cireale rimane fermo a 21 punti al 5º posto play-out.